Nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, disposti dal Questore, la squadra mobile di Agrigento, durante un servizio di controllo del territorio, in particolare in zone frequentate da pregiudicati, ha notato un furgone in sosta in zona Stadio e Seneto presso una strada interna senza sbocco che conduce ad alcune palazzine. Insospettiti della presenza del furgone, i poliziotti della squadra antidroga di Agrigento si sono avvicinati in maniera discreta per procedere a un controllo di polizia, cogliendo di sorpresa il conducente che, a domanda della sua presenza sul posto, ha solo vagamente accennato che si trovava in quel luogo per motivi di lavoro, senza dare altre più plausibili spiegazioni. A fronte di questo comportamento più agitato dell'uomo, i poliziotti, dopo aver acciuccato i pregiudizi per reati contro il patrimonio e avendo dunque ritenuto che potesse avere sull'auto arnesi da scasso, grimaldelle e quant'altro, hanno proceduto a un controllo più approfondito dell'auto e hanno riscontrato sotto il sedile dell'autoguida un involucro avvolto dal celofan trasparente contenente oltre 1,2 kg di cocaina pura nell'abitacolo del veicolo. Inoltre i poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno rinvenuto una macchina elettrica confezionatrice per sottovuoto di 9 buste e numero 2 rotoli per sottovuoto ritenuti funzionali al frazionamento della droga. All'interno del marsupio l'uomo inoltre custodiva un portafogli contenente la somma di circa 1.000 euro e la chiave di un'altra auto a lui in uso rintracciata a poca distanza dal posto di lavoro dell'uomo. All'interno dell'altra auto i poliziotti della squadra mobile agrigentina hanno trovato anche una somma di denaro di circa 27.000 euro, del tutto incompatibile con la posizione reddituale dell'uomo, quindi ritenuta provento di un'attività di traffico e spaccio condotta dall'uomo nel mercato agrigentino. Quindi la polizia ha sequestrato il panetto di cocaina, l'ingente somma di denaro in contanti e il materiale di confezionamento. L'uomo è stato così tratto in arresto da poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile di Agrigento e condotto su disposizione della procura di Agrigento presso il carcere